È stata una domenica di pioggia intensa in tutta la Calabria che ha coinvolto anche la provincia di Vibo Valentia, sia nelle zone marine che nell'entroterra. Isolato il centro di Drape per via di un cedimento del manto stradale sul ponte che dalla strada provinciale 17 conduce alla Paese. Quello che stiamo vedendo è la caduta nei pressi della stazione ferroviaria di Parcheria di un albero che non ha più resistito alla furia del tempo. Per fortuna tutto è accaduto nel momento in cui non c'era nessuno nelle vicinanze. Situazione difficile anche nell'entroterra, dove la viabilità è ai limiti del collasso. Dura la denuncia del sindaco di Capistrano e noi, approfittando del ritorno del sole, siamo andati sul posto per renderci direttamente conto della situazione. Alcune strade ormai sono addirittura impossibili da percorrere. Siamo lungo la strada che da Capistrano porta a San Nicola da Crisa. In questo tratto a un certo punto il fiume si è ingrossato a tal punto che è salito in strada, ha letteralmente divelto le spallette di cemento che delimitavano la strada e se le è portati letteralmente via con una forza incredibile. Questa è la strada che da Capistrano porta alla fontana di Castania, che in estate è una zona da picnic, ma soprattutto è quella che collega lungo la fascia ionica della provincia di Catanzaro tra San Vito, Lo Ionio e Cardinale. Come vedete, a questo punto la strada si chiude letteralmente. E questo è quello che era un tempo la strada. Come vedete il fiume ha riconquistato il suo tragitto e ha letteralmente tagliato fuori l'asfalto, non c'è più traccia, scorre solo il fiume qui dove prima c'era la strada di collegamento. Quello che si può vedere dà il senso della denuncia del sindaco Marco Martino. Io penso che sia una condizione drammatica, gli amministratori, i sindaci devono far sentire la propria voce. Io l'ho fatto in prima persona, nel senso che durante lo scorso alluvione del 5 ottobre abbiamo avuto la visita del Presidente della Regione, del responsabile della Protezione Civile regionale, però ad oggi, a distanza di un mese, i risultati non si vedono. Il territorio è già martoriato di suo, rischiamo di isolarci. Allora la mia protesta, e sarà un atto di protesta clamoroso, io chiuderò le strade nella zona montana dove c'è il ripartitore idrico Pizio Uniti che fornisce i comuni, affinché anche e soprattutto i manutentori Sorical siano impossibilitati al raggiungimento dell'area. Il Presidente della Regione deve darci delle risposte, non siamo nelle condizioni di poter scherzare, rischiamo di rimanere isolati.